come un sentiero può raccontare il proprio territorio e farne evidenziare l'aspetto culturale, storico e paesaggistico. Ma un sentiero è un'esperienza attiva e quindi prima di tutto presuppone un'azione diretta nel luogo in cui esso si svolge. Nel caso della Sardegna questo luogo è ricco di strati culturali, inteso sia come ricchezza paesaggistica, di forme, di storia geologica, paesaggistica, quindi in senso fisico del termine, però anche di aspetti culturali, di tutto ciò che l'uomo ha svolto in questo territorio. In questo senso l'esperienza di un visitatore, di un camminatore in questo senso, su un sentiero, può servire per certi versi a esaltarne le componenti, cioè percorrendo un sentiero in maniera attiva si vanno a investigare, a scoprire in maniera molto curiosa ma anche con una fruizione diretta legata alla curiosità tutte le caratteristiche che una determinata zona della Sardegna può offrire. In questo modo si esaltano le caratteristiche che i vari spazi della Sardegna sono in grado di raccontare con le loro multiformi caratteristiche, con le forme del territorio che sono diverse, con le tradizioni e gli aspetti della storia che insistono in maniera diversa su ogni zona del territorio della Sardegna. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.